Ma lo sposo aspetta all'altare o fuori dalla chiesa? Qui, vi giuro, si apre un mondo. Tradizionalmente lo sposo aspetta all'altare, già da 15-20 minuti prima l'inizio della funzione. Lo sposo è lì ad aspettare, con tutti gli invitati, si spera già dentro. In altri casi invece lo sposo aspetta sul sagrato, davanti alla chiesa. Arriva la sposa, scambiano il mazzo se è previsto, oppure si salutano e poi prima lo sposo e poi la sposa entrano. Ultimamente, anche se non spessissimo, qualcuno fa un ingresso di coppia, quindi lo sposo aspetta davanti alla chiesa e poi entrano insieme. Fotograficamente cosa cambia? Nulla. Cambia però la logistica della cosa e crea disorientamento fra gli invitati e quindi il caos per le foto. Nel primo caso l'ingresso tradizionale è tutto molto semplice. Lo sposo è all'altare, gli invitati ai loro posti e il tutto procede in maniera fluida e lineare. È quello che preferisco perché si conserva la magia di quel momento. Negli altri due casi invece è altamente probabile, in realtà succede sempre quando si opta per questa scelta, che gli invitati rimangono fuori a godersi questa scena, manco fosse l'ultima puntata di Lost. E quindi dopo i rispettivi saluti si crea un momento di impasse fra gli sposi che devono aspettare che tutti gli invitati entrino, spesso chiacchierando del più e del meno o di cosa hanno fatto durante la mattinata, prima di effettuare il loro ingresso, singolarmente o insieme. A me personalmente questa situazione non piace, rovina la magia dell'ingresso ed è molto caotica. Ognuno però è libero di fare come vuole, perché da un punto di vista fotografico non esiste una regola. Se il video ti piace, devi sposarti e non hai idea di come funziona l'ingresso in chiesa, salvalo. Ciao!